Siamo con mister Andrea Basso, tecnico della rappresentativa Juniores del Veneto. Mister, contro la Toscana i campioni in carica non era facile, siete andati sotto i 3 gol, siete andati molto vicini al pareggio. Che indicazioni da questa gara? Ma una partita combattuta, loro sicuramente sono una buona squadra, ma credo che il campo non abbia detto quello che dice il risultato, nel senso che i ragazzi hanno fatto una buona partita e purtroppo abbiamo preso gol su un paio di svarioni, il primo su un rimpallo, il secondo su una palla svirgolata, cose che ci stanno. Penso che non possono andare tutte le partite così, quindi sono fiducioso per il proseguo del torneo. Siamo con Matteo Casarotto, attaccante della rappresentativa Juniores del Veneto. Matteo, ci avete provato fino all'ultimo a raddrizzare la gara contro la Toscana, vi è mancato proprio l'ultimo guizzo, comunque direi una buona prova da parte vostra. Sì, la squadra è stata unita, l'unico problema è che non si può prendere 3 gol, 2 da contropiede al primo tempo. Cercheremo di fare meglio, di fare 6 punti sulle ultime 2 partite e passare il turno. Marco Marchesini della rappresentativa Juniores del Veneto. Marco, avete provato in tutti i modi a raddrizzare la partita con la Toscana, si siete andati vicino, il tuo ingresso ha dato comunque vivacità all'attacco, hai segnato anche il primo gol su rigore. Che partita è stata? È stata una partita abbastanza complicata, nel secondo tempo abbiamo provato a raddrizzarla, purtroppo abbiamo preso 3 gol, di cui 2 in contropiede, abbiamo preso 2 imbarcate. Comunque ci abbiamo provato, ma ce l'abbiamo fatta.